Dove vuoi andare? E piuttosto mai. È che febbre alta. E potrei morire. Lei non speare. È Campo di battaglia di Gianni Amelio, il primo film italiano in concorso all'81esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia. Questa sera in Sala Grande a Lido, nella giornata scandita anche dall'arrivo di Jude Law e dall'attesa domani per George Clooney e Brad Pitt. Volevo fare un film non di guerra, ma sulla guerra e le conseguenze di una guerra. Per cui ho trovato lo spunto in un libro che ho trovato su una bancarella. È un libro che è uscito parecchio tempo fa e ho scritto una sceneggiatura che poi ho cambiato varie volte, dove il campo di battaglia non era quello dove si spara, ma l'ospedale militare, dove arrivano a centinaia ogni giorno i feriti gravi. E allora io ho pensato che fosse un modo per raccontare la guerra senza che diventasse un'avventura, perché spesso al cinema la guerra viene raccontata con grandi musiche, cinemascopi, cose eccetera, per in qualche modo allontanare l'idea della tragedia. Invece io volevo raccontare la tragedia quasi sempre inutile che la guerra provoca. È un richiamo alla pace, all'importanza della pace. È un richiamo alla fine di tutte le guerre possibili, perché le vittime della guerra, di ogni guerra, sono gli innocenti e le guerre sono volute dal potere. Lo sguardo cinematografico di Gianni Amelio è sempre profondo. Non si fanno i film per i festival, si fanno i film per il pubblico. Poi i festival servono moltissimo per fare conoscere i film al pubblico. Per cui la Mostra di Venezia in questo senso è importantissima. Cannes e Venezia sono i due festival fondamentali. Da parte di Gianni Amelio un saluto a tutti quelli che ascoltano da questo microfono la mia voce.